non ultimo anche quello di Udine che... Tra fotovoltaico e biometano la questione delle fonti rinnovabili rimane centrale. Il PD oggi ha fatto il punto per dire cosa? Noi riteniamo e lo diciamo sempre che abbiamo bisogno delle fonti rinnovabili, soprattutto in un paese che dipende dal punto di vista energetico da altri paesi, dove le bollette sono più care rispetto a tutti i paesi europei. Questo va detto anche perché abbiamo sul territorio imprese energivore, quindi abbiamo necessità di fonti rinnovabili. Ma senza un governo serio, senza delle norme serie, purtroppo partono i contrasti sul territorio. I contrasti si stanno diffondendo, l'abbiamo visto a più puntate sul territorio friulano, partendo dalla bassa friulana. Ora abbiamo visto oggi con un focus su Udine e all'Interland, abbiamo diverse situazioni, il caso di Pradamano con un'esplosione di ettari di fotovoltaico, abbiamo il tema del biometano tra Tavagnacco e Pagnacco, molto difficile, molto pesante, molto contrastato. Anche su quello, come gruppo consigliare regionale del PD, avevamo detto in aula che serviva almeno mettere dei paletti sulla distanza dai centri abitati, cosa che poi non è stata fatta. E abbiamo diversi altri progetti in corso, ad esempio anche Pasian di Prato interessato da un impianto di accumulo di energia che richiede, autorizzato dal Ministero, che richiede comunque puntuali verifiche a livello di sicurezza. Abbiamo tutta questa serie di situazioni sul territorio che vanno gestite. Purtroppo noi riteniamo che la norma che è stata fatta sia carente, sia purtroppo limitata e non riesca a gestire queste situazioni sul territorio.